sintesi massima per affrontare un argomento come il cambio d'epoca. Questa è l'espressione usata da Papa Francesco a proposito della, diciamo, consapevolezza che bisogna avere delle proporzioni dei cambiamenti ai quali bisogna dare seguito se vogliamo davvero salvare l'umanità, la quale si sta autodistruggendo. Allora, qual è la responsabilità fondamentale di tutte le crisi che stiamo conoscendo e della minaccia dell'autoestinzione da parte prossima, da parte del genere umano, perché questo è il destino inevitabile se andiamo a convivere in continuazione con la crescita delle armi e con le attività disastrose del capitale internazionale, cioè del Dio Mammona. Ci domandiamo dove esiste e dove opera Dio Mammona. Opera su scala planetaria, lo sappiamo, la concentrazione della ricchezza è sempre più spinta, sempre più nelle mani di pochi che determinano tutte le scelte fondamentali di tutti i governi nazionali, che determinano le scelte fondamentali di tutti i presidenti e le giunte regionali, che determinano le scelte fondamentali di tutti gli imprenditori, perché è il capitale finanziario la forza egemone oggi. E allora chi è? Qual è la forza alla quale facciamo riferimento e la dimensione nella quale vogliamo lavorare per riuscire a, in qualche misura, mettere in atto delle controtendenze che siano capaci di ridimensionare il principio che vale il profitto a scapito della natura, a scapito dei diritti umani, dei diritti civili che si stanno sempre di più restringendo. Sant'Agostino dice: uno Stato nel quale non c'è giustizia è nient'altro che una banda di delinquenti. E negli ultimi 25 anni l'attentato fondamentale alla democrazia italiana è stata la smobilitazione della funzionalità dell'apparato giudiziario dello Stato per consentire ai politici di fare i loro luridi affari come quelli che hanno voluto fare il Mose, quel catorcio che non serve, che è un peso mortale su Venezia e su tutta la laguna di Venezia, che non va assolutamente finito perché non salverà Venezia, perché è un progetto sbagliato, anche tenuto conto di quello che sono le tendenze del clima e della crescita mostruosa delle acque che manderà sott'acqua anche questa zona nell'arco dei prossimi 50 anni. Stringo fortemente dicendo: io sono felice di aver sentito da Castignaro che dice c'è un potenziale di energia che può rigenerare i rapporti politici a partire dal basso. E poi Castignaro che dice con grande senso di concretezza: il Forum di Libera ha deciso di lavorare per focus d'attenzione. Poi ho sentito dire da Don Giorgio Scatto che bisogna prendersi carico dei gemiti del mondo e che la politica alta è arte nobilissima e va rigenerata dal basso. Allora ai sindaci, ai consiglieri comunali che sono intervenuti, io dico, unendomi a quello che è un'elaborazione preziosissima che io ho ricevuto da un professore universitario che si chiama Ivano Spano, che ha scritto un libro titolato Per l'autogoverno della società civile. La politica ha bisogno di una sola cosa, della politica che ancora non c'è, perché nel Parlamento italiano sono tutti stoltamente, minimalmente appiattiti sul modello liberal che ha fatto il suo tempo. Perché se vogliamo, finisco subito, se vogliamo, come ha detto Francesco, quello che ha salvato l'Italia dalle nebbie del Medioevo, indicando la necessità di determinare una nuova etica e un nuovo rapporto fra gli umani e la creatura e tutte le creature,
cioè di essere spirituali ed essere capaci di concretezza. Io credo che bisogna lanciare l'idea di una democrazia locale che parte dalle aree vaste che uniscono i comuni, perché i comuni devono ridiventare i protagonisti della politica. Diceva bene il sindaco di Beggiano: i cittadini, quando mi sono vicini, mi controllano tutti i giorni e hanno anche la possibilità di concorrere positivamente ai progetti dell'amministrazione comunale, cosa che non è possibile fare nei confronti delle istituzioni occupate dal grande capitale finanziario. Finisco davvero dicendo ci sono molti nel Veneto che ragionano come Castignaro. Bisogna lavorare per focus d'attenzione su problemi specifici, per focus, per tavoli di lavoro, per aprire dei progetti di cambio radicale che possono essere premiati sui comuni del Veneto. Grazie.